I bambini piangevano perché non volevano dormire con l'incubo di un altro terremoto. Gli anziani si commuovevano perché non erano sicuri di potersela fare a superare questo dramma. Questi i tragici racconti dei volontari. A 6 anni dal sisma che ha sconvolto l'Abruzzo nel 2009, per gli alpini della Protezione Civile dell'ANA è arrivata la possibilità di incrociare ancora quegli sguardi, i volti delle persone che 6 anni fa chiedevano aiuto ed ora sono ancora pronti a ringraziare. La cosa bella che mi è rimasta nel cuore è il sorriso della gente quando sono partiti. Alla vigilia della dunata ormai è tutto pronto, è cominciata la colorata invasione dell'Aquila dalle penne nere di tutta Italia e molti alpini dormiranno proprio ospiti delle famiglie che hanno aiutato durante i giorni dell'emergenza. È importante ritornare in quelle zone, secondo le penne nere, per incontrare e riabbracciare gli amici conosciuti tra le tende. Siamo arrivati con la protezione civile tra i primi, siamo ripartiti tra gli ultimi e non solo, ma con il nostro volontariato abbiamo lasciato lì un segno concreto della nostra presenza costruendo 33 case e una chiesa a Fossa. I volontari della Protezione Civile dell'ANA sfileranno secondi nello schieramento che domenica 17 maggio attraverserà il centro dell'Aquila. L'apertura dell'88esima dunata delle penne nere è prevista per venerdì mattina in Piazza d'Armi alle 9 con l'alzabandiera. Sarà una grande festa che durerà 3 giorni e le penne nere del Triveneto saranno le più numerose. I dati che abbiamo oggi sono sui 300.000 e il Veneto ne fa la parte da padrone, siamo al 50% quasi dell'intera forza associativa, per cui di questi 300.000 150.000 provengono dal Veneto. La sfilata durerà 12 ore, inizierà alle 9 fino al tramonto. Gli alpini attraverseranno la città tra gli applausi dei cittadini abruzzesi per ricordare che il cuore degli alpini veneti è rimasto lì.